ma è possibile che noi qualsiasi cosa ci abbiamo appiscicato? Non so, fine settimana, che era stato forzoso, poteva venire quel ben casato e quei padri dell'acqua che uno si stava a casa e si impicciava. No, è venuto il sole, quindi tutti sono usciti nelle piazze, nei lungomari di tutta Italia dove si poteva, e si sono litigati perché questi qua che sono usciti dicevano perché la legge me lo fa fare perché devo stare a casa, che là di là era proprio un momento di uscire, visto se e abbiamo litigato. Io non lo so chi ha ragione, chi ha torto, però la cosa la devo dire che la riflessione mia, che l'essere umano nella vita, se una cosa non capita proprio a lui, cioè proprio che ti tocca proprio a te o immediatamente vicino a te, te lo fotto, ma diciamo quel fottessene, diciamo, sciotto, light, diciamo, quel fotto, e a buon giù, che mi fa, pure loro, che mi fa pure loro, così in generale si dice, cioè se il Covid pesante, quello in cui vai in ospedale, sai che tu e cose, non capita proprio a te, cioè te o che ne so, la moglie, mamma, papà, l'amico proprio zitti, che ti spara tutto suono, diciamo, capita a loro, diciamo, te ne fotte, si capita pure a un zilasca, che non lo vedevi da un po', dice, dispiace, che mi fa pure sì, però che lo si dice, ma io che c'entro, cioè mica è colpa mia. Se capita a te invece, caga sotto, caga sotto, pure il più acerrimo negazionista, non è che tu dici, non posso, un negazionista si avvelisce, diventa non più negazionista, diventa avvelista, no? Il non maschio diventa mommo maschio, mommo maschio. È così, cioè alla fine deve capitare a te, ma non è solo per il Covid questo, cioè per tutti i grandi eventi, no, storici. Se voi pensate alle cose che sono successe negli ultimi anni, gli attentati a Parigi, il più diciamo grave di tutti, quello le Torri Gemelle, che è successo in America, in Italia noi abbiamo avuto, cioè, certo, un colpo grande, però quel dolore che ci trafigge il cuore, diciamo, che ci scuotte il cuore, che ci sono in memoria, abbiamo sentito per 13 minuti, i più sensibili 14 minuti e 47 secondi, poi dopo, che mi fa pure l'ora, cosa, che pure l'ora, che il sa della tena, pure l'ora, lo so, ma io comunque devo andare dal commercialista, cioè, se i kamikaze non lo buttano proprio sopra il palazzo tuo, no? Lo buttano proprio sopra il palazzo, ma il palazzo di fronte, tu dici, non lo so, è caduta una cosa sopra il palazzo di fronte, che mi fa, pure l'ora, però è così. Quindi nella vita, purtroppo l'essere umano è fatto così, però è una cosa, devo dire, a favore di questi che insomma protestano, no? Allora, dobbiamo dare uguale rispetto e dignità anche per le altre malattie. Mi rendo conto questa esplosione di contagi del Covid, questa emergenza, però là di una malattia, di cose, non è che si possono sentire pure in difetto, cioè di una malattia, cioè però metti sciuone, cioè almeno tenessi pure il Covid in abbinamento, che cioè, potessi più presentare, c'è una bella figura. Cioè io ho l'impressione che se uno si presenta con un infarto nel pronto soccorso e c'è un infarto, dice mamma, si porta proprio più, sempre stesse cose, mamma mia, cambiamo un po', cambiamo. Dice, ma e mi ha messo il cuore che mi sta scoppiando, e capite, ma ti tiene a meno che ne so, del sciorro un naso, un mucco, cioè il mucco, il bruciaco, no, e allora ci va a mettere via, per favore. Così non va bene, uguale rispetto anche per le altre malattie. Non lo so, non so se ci faccia riuscire. Calma, però pure